stato maestro di sport, pesistica, sono stato anche direttore tecnico della nazionale di pesistica per 20 anni, poi sono stato segretario del comitato regionale CONI, adesso sono pensionato, quindi mi metto a portare avanti ancora un po' di cosette. La nostra associazione da 4-5 anni era orientata a cominciare a fare anche l'attività paralimpica, poi un po' i primi anni che ho cominciato, poi ho contattato l'associazione di Zamanti, da come facevano con lavoro, eccetera, di accogliamo. Alla fine, l'anno scorso, ho parlato di questo problema con Marinella e lei mi ha detto: guarda, cosa ti trovo io qualcuno disponibile, e mi ha dato l'indirizzo di Marco, per cui abbiamo aspettato i tempi, abbiamo inserito nel nostro statuto, abbiamo modificato, abbiamo inserito anche l'attività paralimpica quest'anno, abbiamo pensionato Marco e con lui abbiamo anche conquistato la prima medaglia della storia della logistica paralimpica della nostra regione a Palma, in Primavera. Diciamo che abbiamo esaurito alla grande, non penso